Nella bassa pianura friulana, a breve distanza dalla laguna di Grado, sorge Aquileia. Il piccolo e tranquillo paese dal nome famoso è immerso nel verde della campagna che si specchia nelle limpide acque del Natissa. Il fiume si snoda sinuoso tra le geometrie dei bei campi coltivati fino all'Adriatico. Anticamente il suo corso fu una rapida e sicura via di collegamento tra il mare e l'entroterra. Sulla sua sponda occidentale, nel secondo secolo a.C. i Romani fondarono la città fortezza, che divenne una delle più celebri dell'impero, per potenza militare, ricchezza economica, splendore culturale e spirituale. A testimonianza dell'illustre passato, ovunque si incontrano resti archeologici. Il foro era il centro propulsore della vita civile, coi suoi uffici, templi, negozi, portici e monumenti. Le case signorili avevano eleganti pavimenti musivi, figurati e policromi. Il porto fluviale era fervente di attività commerciali e vi si potevano sentire risuonare gli idiomi del lontano Oriente. Subito fuori dalle mura che cingevano la città, lungo le strade, si estendevano le necropoli, con tombe di varia foggia, protette da recinti contigui. Nel cuore dell'abitato si erge maestosa e solenne la basilica medievale dalle severe linee romanico-gotiche. La sovrasta la possente molle del campanile, che sembra montare la guardia al prezioso scrigno, in cui sono custodite le più antiche ed illustri memorie cristiane della regione. Le origini di questa chiesa, infatti, risalgono ai tempi lontani che videro l'affermarsi della fede cristiana dopo lunghi anni di dure persecuzioni, ai primordi del secolo IV. Secondo la tradizione, il messaggio evangelico fu portato in queste terre da San Marco, inviato da San Pietro. L'evangelista, durante la sua missione ad Aquileia, vi conobbe e convertì Ermacoro. Questi divenne il primo pastore della piccola comunità cristiana, che pian piano aumentava di numero, pur fra timori e difficoltà. Ermacora fu martirizzato con il suo diacono Fortunato. Essi sono i titolari della basilica, insieme alla Vergine. Nella cripta, gli affreschi narrano la loro storia, avvolta in un alone di leggenda, e i reliquiari custodiscono i loro resti mortali, venerati assieme a quelli degli altri martiri aquileiesi, Ilario e Taziano, Felice e Fortunato, Crisogono, Proto, i fratelli Canziani. Cessate le persecuzioni nel 313, grazie all'editto di Costantino e Licinio, la comunità cristiana aquileiese, allora guidata dal vescovo Teodoro, poté finalmente edificare la prima chiesa, come documenta l'iscrizione, inserita nel pavimento musivo.
Le vicende architettoniche che si susseguirono in un arco di tempo di oltre un millennio e che trasformarono la prima chiesa teodoriana nella basilica attuale sono molto complesse ed ancora non del tutto chiarite, nonostante l'impegno degli studiosi. Gli scavi archeologici eseguiti agli inizi del secolo, attorno al campanile e sotto il pavimento medievale della basilica, hanno permesso di comprendere almeno le fasi costruttive essenziali del monumento. Ripercorriamole con l'aiuto della computer grafica. Alla fine del III secolo d.C., nella zona sudorientale della città romana, cioè nello spazio oggi occupato dalla basilica e dalle adiacenze, sorgeva un quartiere commerciale con magazzini, mercati ed abitazioni. In questo luogo, nel 313, Teodoro iniziò la costruzione della prima chiesa, sfruttando le strutture di magazzini preesistenti, che a loro volta avevano occupato il sito di una casa signorile di età augustea. Di essa rimangono i pavimenti in mosaico di alcuni ambienti, dal disegno semplice ed elegante, visibili nella cripta degli scavi. I rigonfiamenti nel mosaico della basilica indicano la presenza delle sottostanti fondazioni dei magazzini. Il complesso cultuale teodoriano era formato da due grandi aule rettangolari, l'aula sud e l'aula nord, parallele fra loro e collegate trasversalmente da una terza, l'aula di collegamento. Ad essa si affiancavano altri ambienti minori di disimpegno e servizio, tra i quali il battistero con vasca circolare. Al complesso si accedeva da oriente mediante una serie di cortili, portici e corridoi pavimentati in lastre di pietra, in cotto, in mosaico. Le tre aule avevano funzioni liturgiche diverse. Una delle due parallele, non si sa con certezza se quella meridionale o quella settentrionale, era riservata alla celebrazione della messa, mentre l'altra serviva per l'insegnamento ai catecumeni. Nell'aula trasversale veniva conferita la cresima. Mentre le due parallele ebbero pavimenti musivi, a quest'ultima ne fu destinato uno molto modesto in coccio-pesto, forse solo per motivi economici. Tutte e tre le aule furono affrescate. Rimangono i resti di una finta tarsia marmorea e quelli di un giardino recintato. La sovrapposizione della pianta del complesso teodoriano a quella della basilica attuale permette di comprendere dove sono stati trovati e dove si possono vedere i suoi resti. In basilica si ammira il celebre pavimento musivo dell'aula meridionale, un tratto del corridoio d'accesso e del coccio-pesto dell'aula di collegamento. Nella cripta degli scavi si vedono altri tratti del coccio-pesto, buona parte dello splendido mosaico dell'aula nord, purtroppo rovinato dalle fondazioni del campanile. Sempre all'interno della cripta, nella zona preclusa ai visitatori, sono visibili i resti degli ambienti di servizio. Il bellissimo pavimento figurato dell'aula nord è un tesoro d'arte e di spiritualità, per la varietà e la raffinatezza delle immagini, permeate di complessi e profondi simbolismi mistici.
Il complesso teodoriano fu usato per circa un trentennio, poi, intorno alla metà del IV secolo, fu radicalmente modificato da uno dei vescovi successori, probabilmente Fortunaziano, per mutate esigenze liturgiche. Al posto della Teodoriana Nord fu eretta un'aula 3 volte e mezzo più grande, a 3 navate, con ingresso da occidente, preceduto da un quadriportico. Al posto dell'aula trasversale fu ricavato il nuovo battistero con vasca esagonale. L'aula Teodoriana Sud fu mantenuta in funzione e trasformata in cappella per il culto martiriale e sala di riunioni. Infatti, nel 381 ospitò il concilio anti-ariano voluto da Sant'Ambrogio. I resti della post-doriana Nord sono visibili nella cripta degli scavi. Tratti del mosaico a disegno geometrico, le fondazioni delle colonne, la soglia dell'ingresso principale, parte della vasca a forma di esagono stellare. Verso la fine del IV secolo, il vescovo Cromazio affiancò a quest'aula, detta post-doriana Nord, un'altra ad essa parallela, poco più piccola, occupando lo spazio della precedente Teodoriana Sud. Il bel mosaico fu allora coperto per sempre dal pavimento della nuova aula, detta cromaziana. Anche il pavimento cromaziano era mosaicato. Di esso rimangono scarsi resti. Davanti alla basilica cromaziana fu eretto un nuovo battistero, ad essa collegato da portici mosaicati. Il vano a pianta quadrata aveva internamente 4 nicchie semicircolari in corrispondenza degli angoli e al centro la vasca esagonale, secondo una tradizione prettamente aquileiese. Attualmente l'esterno si presenta in forma ottagonale. Secondo alcuni studiosi, però, la basilica cosiddetta cromaziana fu edificata più tardi, nella seconda metà del V secolo, dopo la distruzione attilana del 452, che provocò l'incendio della post-doriana Nord. Questa chiesa, post-doriana Sud, cromaziana o post-attilana che sia, fu la matrice della basilica attuale. Nel corso dei secoli successivi fu oggetto di restauri e rimaneggiamenti, i più importanti dei quali sono riferibili all'età carolingia, romanica e gotica. Nel secolo IX, durante l'impero carolingio, il patriarca Massenzio, constatato il degrado della vetusta basilica, che per molto tempo era stata lasciata in uno stato di pietoso abbandono, come del resto anche la città, ne curò un radicale restauro che ne cambiò la fisionomia. Al suo intervento si devono il transetto, che per la prima volta conferì alla basilica la pianta cruciforme, e la cripta sottostante il presbiterio. Il presbiterio ebbe una nuova recinzione marmorea formata da plutei scolpiti a bassorilievo. I complicati intrecci, gli animali fantastici e simbolici riflettono suggestioni barbariche. Oggi recingono la cappella di San Pietro. Il pavimento dell'abside ebbe una partitura a spicchi alternati, in mosaico e lastrelle marmoree. Massenzio rimaneggiò anche la facciata della basilica, costruendo il portico, dove nei secoli successivi trovarono posto vari monumenti.
Inoltre, Massenzio restaurò il battistero e lo collegò alla basilica mediante la cosiddetta Chiesa dei Pagani. Dopo circa 2 secoli, nella prima metà dell'undicesimo, il patriarca Poppone vide la necessità di porre mano a nuovi restauri. Sopraelevò i muri perimetrali, rifece il tetto, pose nuovi capitelli sulle colonne. L'abside fu completamente affrescata con figure di grandiosa monumentalità e ornamenti classicheggianti di ispirazione romana. Nella mandorla sta la Vergine in trono con il bambino, attorniata dai simboli dei 4 evangelisti. A destra si allineano i santi Ermacora, Fortunato ed Eufemia, patrona del Duomo di Grado. Fra essi, a grandezza minore, i membri della casa imperiale dei Salì. A sinistra stanno i santi Marco, Ilario e Taziano. Più piccoli, il duca Alberto di Carinzia e il patriarca Poppone, che offre il modello della chiesa rinnovata. Sotto il fregio, con pavoni e medaglioni cruciformi, si allineano 8 ieratiche figure di martiri e più sotto corre la lunga iscrizione in caratteri gotici, copia fedele di una più antica, che commemora la riconsacrazione della chiesa ad opera di Poppone il 13 luglio 1031. Alla parete semicircolare si addossa la severa cattedra marmorea, posta sui gradini che risalgono al tempo di Massenzio. Poppone innalzò anche la torre campanaria che domina la bassa pianura friulana. Il patriarca recuperò le pietre per la sua costruzione dai ruderi dell'anfiteatro romano che sorgeva poco distante. Nella seconda metà del XII secolo, il patriarca Voldorico di Treffen abbellì la cripta massenziana con un ciclo di affreschi. Esso è il più grande ciclo pittorico romanico-bizantino della regione e uno dei più importanti dell'Italia settentrionale. Fu eseguito da pittori di complessa formazione artistica che mescolarono e filtrarono meravigliosamente elementi stilistici diversi, classici, romanici, bizantini, veneziani. Sulle volte è narrata la storia di Sant'Ermacora. I 19 episodi sono tratti dalla sua passione, tramandata oralmente per generazioni. Nelle lunette sono rappresentate la passione di Cristo e la morte di Maria, con forti accenti patetici che esaltano la loro dolorosa umanità. Nei pennacchi si allineano figure di santi, Sacra Scorta alla Vergine e al Cristo, rappresentati in maestà al centro della volta. Sullo zoccolo è dipinto a sinopia un velario da cui traspaiono scene cavalleresche ed allegoriche.
Nella seconda metà del secolo XIV, il patriarca Marquardo di Randec, a seguito di un disastroso terremoto che nel 1348 aveva gravemente danneggiato l'edificio, rifece tutta la copertura. A lui si devono le arcate acute della navata e il soffitto ligneo a carena, opera di maestranze venete. Nella seconda metà del 400 fu rinnovato il presbiterio. Furono innalzate 2 rampe di scale ai lati della tribuna magna, sotto la quale si apre la finestella Confessionis, finemente scolpita in stile rinascimentale da Bernardino da Dissone. Al centro del presbiterio, in asse con la cattedra vescovile, fu situato il nuovo altare a cassa, dedicato al Salvatore, alla Vergine e ai santi Ermacora e Fortunato, opera di Antonio e Sebastiano da Osteno. Sul podio destro, Gasperino de Matendellis realizzò la Cappella della Pietà. Nel lungo arco di tempo che va dal Medioevo al secolo scorso, la basilica ebbe ancora altre aggiunte di minor rilevanza. Nella navata destra, attigua al transetto, si apre la nicchia dedicata a San Girolamo. Vi è collocata una pietà quattrocentesca, rappresentata secondo la tipologia e lo stile tipico del Festerbild, diffuso nell'ambito alpino orientale. Accanto è situata la Cappella dei Toriani, dedicata a Sant'Ambrogio. La famiglia di origine milanese diede ad Aquileia 4 patriarchi, 2 dei quali, Raimondo e Ludovico, riposano entro i sarcofagi monumentali. Nella cappella ha trovato posto il Polittico, dipinto nel 1503 da Pellegrino da San Daniele per l'altar maggiore. Il pittore friulano, che in altre opere ha dato prova di migliori capacità artistiche, qui si dimostra rigidamente legato ai modi ormai superati della vecchia scuola tolmezzina. Sull'altare è posta la Madonna del Latte o dell'Umiltà, opera duecentesca in pietra d'Istria dipinta, dovuta ad uno scultore veneto. Nell'estremità destra del transetto è situata la Cappella di San Pietro, con affreschi trecenteschi. In alto è raffigurato il Cristo in trono con i santi Ambrogio, Agostino, Girolamo e Gregorio. In basso è raffigurato il crocifisso, vestito secondo un'antica e singolare iconografia di derivazione siriaca, presente anche nel celebre volto santo del Duomo di Lucca. Fra la cappella di San Pietro e il presbiterio, su 4 colonne, è posto il sarcofago trecentesco, opera probabile di Filippo de Sanctis. Nella fronte si vede Sant'Ermacora, che benedice le 4 vergini martiri aquileiesi, Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma. Forse il sarcofago conteneva un tempo le loro reliquie. Nella fronte opposta c'è il Cristo fra i committenti della cassa.
Nel braccio sinistro del transetto si apre la cappella del Santissimo di Sant'Ilario. Gli affreschi dell'abside, raffiguranti i Santi Ilario, Taziano e Largio, molto restaurati, sono d'epoca popponiana. Affreschi trecenteschi molto rovinati e largamente restaurati fanno da sfondo ad una lastra marmorea della prima metà del Trecento, opera della bottega del De Sanctis. Era la pala di un altare, dedicato ai santi canziani, i tre fratelli martirizzati insieme al loro maestro Proto, durante la persecuzione di Diocleziano, alle acque gradate non lontano da Aquileia. Le figure di buona fattura sono collocate entro nicchie trilobate ai lati del Cristo, ai piedi del quale sono inginocchiati i due donatori dell'opera. Presso l'ingresso della navata sinistra sorge il Santo Sepolcro, monumento che riproduce schematicamente, secondo le convenzioni medievali, la tomba di Gesù, così come si poteva vedere a Gerusalemme, nella chiesa dell'Anastasis, nei primi decenni del secolo XI. La costruzione aveva un ruolo di primo piano nella liturgia del Venerdì Santo, poiché vi venivano deposte le sacre specie. Verso il fondo della navata si aprono in successione la nicchia del crocifisso e la cappella del Rosario. Nella prima campeggia un grande crocifisso ligneo del Cinquecento, forse proveniente dalla vicina chiesa di San Felice, demolita nel Settecento. Nella seconda, sulla balaustra, spicca una pregevole annunciazione trecentesca, eseguita da scultori influenzati dallo stile di Giovanni Pisano. Nell'angolo tra la navata sinistra e il transetto è collocato il busto del Cristo della Trincea, eseguito durante la Prima Guerra Mondiale da un soldato italiano, Edmondo Furlan. È un'immagine di intenso pathos che obbliga i visitatori ad una sosta di intimo raccoglimento. Soffermiamoci ora sul tesoro d'arte e di fede più prezioso della basilica. Il pavimento musivo, già appartenente all'aula teodoriana sud, che con la sua estensione di circa 750 metri quadrati è il più vasto ed antico pavimento dell'Occidente cristiano, uno splendido esempio dell'arte costantiniana. Lo si potrebbe definire un catechismo per immagini, poiché ogni figura illustra con pertinenza, vivacità e fantasia verità di fede, quelle verità che nel 313 finalmente si potevano proclamare a tutti, pubblicamente e liberamente, con gioia e senza più timori. Il mosaico è composto idealmente da 10 tappeti, separati da fasce con girali di tralci e foglie d'acanto. Il tappeto più grande è quello orientale che ricopriva il presbiterio. Al centro, l'epigrafe di Teodoro sembra galleggiare sull'acqua limpida di un mare pescosissimo. Il mosaicista, che gli studiosi chiamano convenzionalmente maestro del mare, ha raffigurato con precisa aderenza al vero pesci, molluschi e crostacei. Da 4 barchette con la poppa mozza e la prua a forma di testa d'uccello, i pescatori tirano la rete e riempiono di pesci le ceste. Altri pescano dalla riva. Con tecnica sicura e buon gusto, il mosaicista ha saputo sfruttare immagini comuni nell'iconografia del tempo per illustrare allegoricamente la predicazione degli apostoli, prendendo lo spunto dal versetto evangelico: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini».
In mezzo al mare si isolano i 3 episodi della nota vicenda di Giona. Giona gettato in mare e ingoiato dal mostro. Giona rigettato sulla spiaggia dopo 3 giorni di permanenza nel suo ventre. Giona in riposo sotto la pergola di zucche. La storia, narrata nell'Antico Testamento, è annuncio allegorico della morte, resurrezione e ascesa al cielo di Gesù, che al riguardo disse un giorno: «Vi darò il segno di Giona». L'iconografia delle 3 scene ricalca puntualmente quella che si riscontra nei sarcofagi contemporanei e negli affreschi delle catacombe. Oltre al presbiterio, verso ovest, si incontrano 3 a 3 9 tappeti. Al centro del primo tappeto si trova il pannello con la vittoria. La fanciulla alata tiene in mano una corona di alloro e un rametto di palma, attributi dei trionfatori. Ai suoi piedi ci sono 2 cesti, uno pieno di pani e l'altro di grappoli d'uva. Quest'ultimo, purtroppo, fu rovinato nella seconda metà del IV secolo dalla base di un altare lapideo. L'immagine ricordava i primi cristiani che per avere in premio l'Eucaristia, cioè il mezzo per ottenere la vita eterna, era necessario combattere strenuamente le tentazioni del male e vincerle. Attorno alla vittoria si dispongono gli offerenti con doni di vario genere. Gli uccelli su rami fioriti e carichi di frutti sono simbolo della beatitudine della vita paradisiaca, goduta da coloro che si sono affidati alla provvidenza di Dio. Nei 2 tappeti laterali trova posto un pacifico gregge di pecore e capre, allegoria del mistico gregge del buon pastore. Questi è rappresentato giovane e imberbe, porta sulle spalle la pecorella smarrita cercata con sollecitudine e amore. In mano tiene la siringa, simbolo di dolcezza e pazienza. Attorno a lui stanno animali di ogni specie, della terra, del cielo, delle acque, poiché del gregge mistico possono far parte gli uomini di qualsiasi razza e cultura. Nei 2 tappeti attigui, a settentrione del Buon Pastore, sono inseriti i ritratti dei benefattori, uomini e donne di elevata condizione sociale, che vollero contribuire generosamente all'edificazione della prima chiesa. Fra i ritratti ci sono le personificazioni delle 4 stagioni, complessa allegoria dell'età della vita umana e della speranza nella resurrezione. Di esse rimangono solo l'estate e l'autunno. La primavera e l'inverno furono distrutte dall'impostazione delle colonne della post-doriana sud. In alcuni clipei sono raffigurati singoli pesci dall'aspetto vivace. Già per i cristiani del tempo delle persecuzioni, il pesce aveva un significato segreto legato alla parola greca che lo indicava, ichthys, acrostico significante
Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Nel tappeto sotto il fonte battesimale, in una variopinta e fantasiosa profusione di motivi decorativi tratti dal repertorio classico, si nota un singolare profilo stilizzato e grottesco che mostra la lingua verso occidente. Esso raffigura un gesto di esorcismo contro il peccato che conduce alla morte eterna. L'Occidente, infatti, era considerato dalle culture antiche la sede delle tenebre del Tartaro. Nel tappeto centrale dell'ultima terna sta il pannello con la scena di lotta tra il gallo e la tartaruga, replica in tono minore di quella molto più bella dell'aula nord. Essa è in stretta relazione teologica con l'attigua scena della vittoria. La lotta fra i due animali è allegoria di quella tra la luce e le tenebre cantata da Giovanni, tra il bene e il male, tra l'ortodossia e l'eresia. Qui il premio per il vincitore è simboleggiato dal sacchetto di denaro posto sul rocchio di colonna. La cifra impressa sul sacchetto allude al valore infinito del premio, cioè alla redenzione donata agli uomini attraverso il mistero della Trinità. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.